Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di ospitare periodicamente in studio, soprattutto in occasione di date storiche, Silvio Cecchinato, ricercatore storico con il quale abbiamo iniziato una sorta di percorso dal titolo Per non dimenticare. E quindi è con altrettanto piacere che ospitiamo oggi Patrizio Zanella, che tra l'altro conosce Silvio Cecchinato, storico che abbiamo avuto modo di conoscere anche come docente, in una precedente occasione docente del liceo Galilei di Dolo in provincia di Venezia. Qua però oggi proprio nella sua funzione di storico, perché ha scritto un libro edito dalle edizioni del Messaggero di Padova. Il titolo del libro è Maria Lazzari, storia di una deportata antifascista. Il merito di questo libro è di riportare alla memoria collettiva una vicenda che altrimenti andrebbe dimenticata. A lei la parola per ricordarcelo, anzi per insegnarcela. Maria Lazzari è solo un nome attualmente che ricopre un istituto tecnico della Riviera del Brenta, appunto l'istituto tecnico intitolato a Maria Lazzari. Talvolta bisogna ringraziare la toponomastica, perché ci sono dei nomi di cui non ci chiediamo la genesi, però ogni tanto c'è qualcuno come lei che ce lo sottolinea e diciamo, beh, grazie. È vero perché di Maria Lazzari finora non era mai stato scritto nulla. Al massimo erano state intitolate delle vie, ma non di più. E recentemente è stata inserita anche dal Comune di Padova nel Giardino dei Giusti. Già questo titolo dovrebbe sollecitarci a capire che cosa ha fatto per essere inserita in questa galleria del Giardino dei Giusti, perché è giusto sottolineare, scusate il bisticcio di parole, che a titolo di essere definito giusto delle nazioni chi tenta, attenzione, chi tenta di salvare la vita di un ebreo. E Maria Lazzari è una donna della città di Padova che nel corso della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto nel periodo in cui la persecuzione anti-ebraica si fece più feroce, ha avuto il coraggio di nascondere, ospitare ripetutamente all'interno della sua abitazione in via Marsala 12, vicino quindi al ghetto ebraico, delle persone di etnia ebraica, persone che lei ha provato a salvare, ma non è stata in grado fino in fondo di farlo, poiché una retata li costrinse poi a radunarsi, a concentrarsi tutti in quel campo di concentramento che era sui Coliugani a Vo Vecchio, e da lì poi arrivò l'ordine della deportazione in Germania verso destinazione finale Auschwitz. Leggo dalla quarta di copertina che a contribuire all'oblio sostanzialmente della vicenda del coraggio di Maria Lazzari hanno concorso un po' di cose. La morte in un campo di concentramento, la separazione dal marito, la dispersione dei familiari. Com'è che sono collegate? Sì, lei ha la sfortuna di essere arrestata appunto dopo una delazione. Viene portata al carcere Paolotti di Padova, poi a quello di Venezia, Santa Maria Maggiore, finché non arriva l'ordine della deportazione in Germania. Finisce nel campo di concentramento di Ravensbrück, a 80 km da Berlino, lager tipicamente femminile. E dopo la guerra non è più ritornata, di lei si sono perse le tracce, non si sapeva proprio dove fosse finita, era dichiarata dispersa. Per cui come recuperare queste informazioni? La famiglia che da Padova, una volta morti i genitori, si era sparpagliata fra Trieste, Firenze e Milano. Come fare a recuperare queste informazioni? Ecco, il mio impegno è stato quello di far emergere e trovare i nipoti di Maria Lazzari che mi hanno permesso un po' alla volta di recuperare il quadro di famiglia e poi delle ricerche di archivio fatte in Germania e fatte anche in America mi ha dato la possibilità di ricostruire anche i suoi ultimi mesi che l'hanno portata alla morte, soprattutto nel campo di Bergen-Belsen per una epidemia petechiale, nello stesso campo dove è morta Anna Franca. Leggo sempre dalla quarta di copertina, non era una donna dotata di non un particolare coraggio, è scritto, quindi una donna normale, normalissima. Un esempio, cos'è che la portò insomma a rischiare la vita fino a perderla?
Nella ricostruzione che faccio della sua famiglia c'è una formazione socialista, comunista negli anni 20 e 30, perché lei nasce nel 1903, un po' le sue fonti di cultura fioriscono dentro in questo contesto sociale. L'altruismo, la coscienza, il coraggio, ma soprattutto l'aiutare le persone che lei vedeva in difficoltà. Dobbiamo tenere presente che in quei 22 mesi che vanno dal 43 al 45, dove il fascismo mostra il suo volto più feroce, non c'è più il fascismo degli anni 30, ma c'è un fascismo saluino, quello legato al recupero della visione del collaborazionismo con i tedeschi, quindi è un fascismo rastrellatore, e lei in questo contesto ha il coraggio di opporsi, disobbedendo e dimostrando anche questa audacia, ma soprattutto nell'aiutare delle persone, che fossero ebrei, che fossero di altra etnia. Lei ha aperto le porte di casa insieme alla sorella parisina a chi cercava scampo dalla persecuzione. Ricordiamo che in quel periodo erano state emesse anche delle taglie per chi denunciava degli ebrei o chi ospitava ebrei. Lei era una collaboratrice di un'altra figura di primo piano nella Resistenza, padre Placido Cortese, e leggo anche collaboratrice del gruppo Fra Ma. A proposito del recupero della memoria storica, cos'era il gruppo Fra Ma? Un gruppo di volontari, di persone che è composto prevalentemente da donne. I maschi erano quasi tutti ormai allo sbando o chiamati alla guerra. Quindi c'è un gruppo di donne, dalle sorelle Martini alle sorelle Borgato, Maria Lazzari e a tante altre, che collaborano con un frate della Basilica del Santo, padre Placido Cortese. In che modo? Beh, si fingono fidanzate per accompagnare ebrei e soldati inglesi che si erano dati alla macchia dopo l'8 settembre del 43, si fingono fidanzate per accompagnarli nei viaggi della speranza verso la Svizzera, perché il tentativo era proprio quello, con documenti falsi, recuperati grazie anche a padre Placido Cortese, che cercava di selezionare le foto dagli ex voto che c'erano in Basilica del Santo. Con questi documenti falsi e le ragazze finte fidanzate li accompagnavano verso Milano, Maglianico, Como e la Svizzera, che era un approdo di salvezza. Il gruppo Fra Ma, interessante, l'origine dell'etimologia parte da due docenti universitari, Concetto Marchesi, Ma, e Ezio Franceschini, Fra. Ecco la sigla spiegata, che era un gruppo che, aiutato anche da dei diplomatici inglesi e americani, fornivano anche dei soldi per aiutare i prigionieri a scappare, e c'era questa rete sotterranea fatta di tanto volontariato ma anche di tanto rischio, in un contesto dove la delazione e lo spionaggio e la denuncia erano l'ordine del giorno. Cioè storie, devo dire, di straordinario coraggio e di drammatico fascino, anche se la contabilità non ha alcun senso. Ma quante persone furono salvate? Se si dà, più o meno, se si dà un'occhiata, si calcola che nel Padovano siano stati messi in salvo circa 200 ebrei. Calcoliamo che la comunità ebraica allora era composta da 570, il censimento degli anni 39 e 40 vedono presenti a Padova quasi 600 ebrei. Alcuni, dopo l'inasprimento delle persecuzioni, erano riusciti a scappare e darsi alla macchia, ma un 200 di sicuro sono le persone salvate da questa rete di solidarietà Fra Ma e anche da volontari che agivano per conto di padre Placido Cortese e per conto anche del clero padovano. Bisogna ricordare che anche molti sacerdoti hanno aperto le loro canoniche, le loro mansarde per nascondere chi era braccato dai nazifascisti. Un capitolo del suo libro è dedicato a Giuliana, l'unica figlia. È per un tributo di riconoscenza o perché ha un ruolo? Giuliana è la destinataria anche delle ultime parole di Maria Lazzari. Quando la deportano a Ravensbrück, fa in tempo da un vagone di carro bestiame dove si trova a lanciare fuori una lettera e raccomanda Giuliana, la figlia, alla sorella parisina. Voleva che finisse gli studi
E Giuliana fu, diciamo, una interprete anche dell'eredità lasciata dalla madre. Lei, non appena seppe che fu deportata appunto in Germania, si era data da fare per trovare informazioni, chiedendo alle sorelle se sapevano qualcosa della mamma. Giuliana ebbe anche la fortuna nella vita di eccellere nello spettacolo, nel mondo teatrale. Sposò, ecco una curiosità, sposò il figlio di Gino Cervi, Antonio Cervi. Ecco, sposò il figlio, visse per qualche anno nella mondanità romana, ma poi il matrimonio andò a rotoli e si ritagliò, diciamo, un altro spessore di vita qui al nord, ritornando anche nel Padovano. Credo che oltre ai gravi pericoli che correva chi evidentemente dava rifugio agli ebrei in quel momento, fosse difficile affrontare anche bene o male l'ambiente che ti circondava, voglio dire, l'humus familiare. Questa era una famiglia antifascista, ma al di là della cerchia proprio degli stretti familiari, nel caso questa donna dovette affrontare anche altri familiari che invece le dicevano di non farlo, o era una scelta condivisa largamente? Sì, la famiglia Lazzari qui a Padova si dimostra coesa fin dall'inizio, fin dagli anni '20. E avevano costituito anche un soccorso per tutte appunto le persone ricercate. Si può dire che una maggiore solidarietà era fra le cosiddette sorelle maggiori, Parisina e Maria Lazzari. Le altre due sorelle, Amelia e Omerina, un po' più piccole, non sono state coinvolte perché appunto più piccole. Ma da un punto di vista della condivisione, il papà Antonio e la mamma Giuseppina condividevano il rischio delle sorelle, delle figlie, scusate. Grazie a lei, grazie anche se non è nulla, insomma, a Maria Lazzari e alle tante persone che come lei in quegli anni si impegnarono per salvare altre vite umane, in particolare quelle degli ebrei. Quindi ricordiamo questo libro edito dal Messaggero di Padova, scritto da Patrizio Zanella, storico che abbiamo il piacere di avere in studio con noi, libro dedicato a questa figura, la storia di una deportata antifascista, come abbiamo abitudine di dire, insomma, per non dimenticare. Grazie a lei. A voi dell'ospitalità. Ci si vede, alla prossima.